Il Giro d'Italia come occasione per proporre al mondo un itinerario turistico tra le bellezze del nostro paese. Sentiamo Federica Bambagioni. Ammirare gli scorci fra cielo e mare, tra Avola e le pendici dell'Etna, 170 chilometri scolpiti dalle forze della natura, o le meraviglie del Golfo di Napoli, una su tutte Procida, capitale italiana della cultura, 153 chilometri. Le tappe del Giro d'Italia 2022 diventano occasione per mostrare un percorso turistico tra le bellezze italiane, arte, enogastronomia, paesaggi. Dopo la partenza il 6 maggio da Budapest, dal 10 il Giro risalirà la penisola. L'arrivo a Verona il 29, 10 milioni di spettatori italiani, 750 milioni nel mondo, accanto alle pedalate vedranno video che raccontano luoghi, menù tipici, itinerari possibili in treno, in bici e a piedi. Centinaia di milioni di persone che vedranno questi filmati ovviamente saranno, stimolati a venire in un paese come il nostro perché vedranno delle bellezze o vedranno anche le opportunità che hanno dal punto di vista enogastronomico, turistico. Una collaborazione tra Giro d'Italia, Agenzia Nazionale del Turismo, Ministero del Turismo, che oggi ha fatto anche il bilancio di un anno di lavoro per il rilancio del settore. Siamo certo il paese più bello del mondo, quello dove si mangia meglio al mondo, perfetto, e quindi dobbiamo essere i primi. Invece per ora siamo i quinti al mondo, quindi abbiamo ampi margini di miglioramento. 70 anni fa, col primo film della saga cinematografica di Don Camillo, Fernandel e Gino Cervi davano volto agli immortali personaggi di Giovannino Guareschi e Antonio Farnese.